Beh, l'opposizione concreta, coesa, unita è già un bel messaggio da mandare. Partiamo dall'eredità di fuga di giovani, 56.000 giovani che dal 2011 se ne sono andati, 7.000 nel solo 2024 e la richiesta forte dei giovani di incidere su cose fondamentali, casa, mobilità e creazione di sviluppo. Per far queste sono necessarie delle risorse e queste risorse non sono costi, sono degli investimenti. Rispetto all'ultima narrazione dei 15 anni tax free riteniamo invece che sia importante smettere con le tasse indirette tipo pedemontana, out of pocket, costi privati, ma dobbiamo fare una ridistribuzione egualitaria e l'idea è quella di inserire un'aliquota IRPEF soltanto per le quote oltre i 50.000 euro che ci darebbe il gettito di 210 milioni di euro che potrebbero veramente creare futuro e dare risposte a questa fuga dei giovani.